Festeggiata oggi nella nostra città la festa di San Giuseppe, alle 11 il solenne pontificale presieduto da Sua Eminenza Don Franco presso la chiesa di San Domenico, quindi la preghiera del volontario e la donazione di un dono da parte del Vescovo per il lavoro che fanno quotidianamente alle associazioni Croce Rossa Italiana e Protezione Civile Fenice di Agrigento. San Giuseppe è il loro santo protettore. San Giuseppe è un uomo semplice, un uomo che rassomiglia a noi. Nella sua vita ha vissuto in punta di piedi, è stato sempre discreto, ma è stato grande perché ha fatto la volontà del Signore e si è lasciato guidare da Lui. E credo che da Lui possiamo pigliare un grande esempio. San Giuseppe quest'anno è stato festeggiato in maniera particolare, questa sera alle 19 entrerà nella sua chiesa originaria, diciamo. Incomincia a tornare a casa, dicevamo ha fatto l'emigrante in vita, ha fatto l'emigrante pure ad Agrigento. L'importante è poter tornare a casa e come lui chi parte dalla propria casa per lasciarli e andare in altrove possono trovare il posto. Un augurio a Giuseppe e a tutti i papà d'Italia. Questo, tutti i Giuseppe, le Giuseppine e soprattutto a tutti i papà e grazie ai papà. Quindi la preparazione della minestra e la distribuzione ai fedeli davanti alla chiesa di San Giuseppe preparata dall'Istituto Enogastronomico Niccolò Gallo. Abbiamo rispettato fedelmente la ricetta originale, abbiamo utilizzato le verdure di stagione, il cavolo forte, il finocchietto selvatico di montagna, broccolo, i legumi secchi, piselli, fagioli, lenticchie e poi la pasta che rimane in dispensa, quindi 3 tipi di pasta differenti, di tale, conchigliette e spaghetto spezzettato. Oggi abbiamo i nostri allievi della scuola alberghiera che si sono prodigati nella preparazione, è diventata per noi una tradizione partecipare sempre alla preparazione della minestra di San Giuseppe. Alle ore 19, dopo la processione per le vie del centro storico, dopo tanti anni, la statua di San Giuseppe rientra nel suo santuario. San Giuseppe ha fatto il miracolo, dopo 19 anni, proprio nel 2019, giorno 19, una data a lui molto cara, riapriamo il nostro santuario che è l'unico santuario diocesano dedicato proprio a San Giuseppe e questa festa vuole essere una festa un po' particolare perché oltre a viverlo come famiglia di Dio, come comunità, quest'anno ha anche questo aspetto così bello e importante di ritornare nella sua casa. Auguri. Grazie a tutti i papà. Abbiamo vissuto una settimana bellissima, intensa, diciamo che i protagonisti sono stati tutti gli agrigentini, tutta la comunità parrocchiale che davvero ha partecipato e ha reso questi festeggiamenti ancora più belli. Negli ultimi giorni, come ben sapete, abbiamo vissuto i momenti clou della festa, a partire da sabato con tantissime attività con i ragazzi, domenica con i cori, ieri pomeriggio con tutte le comunità del centro storico, oggi invece la solennità di San Giuseppe. In mattinata, sai, si rispolverano alcune tradizioni bellissime, abbiamo visto tanta gente a benedire il pane, tante persone che dalle loro case sono partiti per rendere omaggio al nostro santo patrono della Chiesa universale. La festa continua e continua benissimo, oggi pomeriggio alle 17 con la solenne processione per le vie del centro storico e alle 19:30 circa il rientro di San Giuseppe finalmente dopo 19 anni nella sua chiesa. Grazie a tutti.